Signore e signori, buongiorno. Celebriamo oggi. I gonfaloni dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, decorati di medaglia d'argento al valor militare. Seguono i gonfaloni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dei comuni di Fogliano Re di Puglia, Villesse, Ampezzo, Castacco, Castions di Strada, Veduno, San Vito al Tagliamento e Fossalto al Piano.
bandiera di guerra del secondo stormo dell'Aeronautica Militare, decorata di una medaglia d'argento al valor militare e una medaglia di bronzo al valor civile. Compagnia di formazione costituita da elementi del secondo, del terzo, del sesto e del 51esimo stormo dell'Aeronautica Militare. Bandiera d'istituto dell'Accademia della Guardia di Finanza, decorata di una medaglia d'oro di prima classe ai benemeriti della cultura e dell'arte, una croce d'oro al merito della Guardia di Finanza e un diploma di prima classe con medaglia d'oro per i benemeriti della pubblica finanza. Compagnia del Comando Provinciale di Gorizia della Guardia di Finanza. Segue infine il plotone del Corpo Infermiere Volontarie del Centro di Mobilitazione della Croce Rossa Italiana della Regione Friuli Venezia Giulia. Un plotone di corazzieri è schierato ai lati della via eroica, i cui lapidi in bronzo ricordano i principali fatti d'arme occorsi durante la Grande Guerra. Grazie, la trova il campo per favore alla RAI, il Quirinale che deve fare tutto quanto. Brigata, raise, bravo! Allora Francesco, ascolta, passa qui davanti al bambino, vai in mezzo, tieni giusto quella bandiera per Damian, vedi? No.
Poi è troppo lontano. Brigata! Altri! Presentat! Onori ai caduti! Brigata! Riposo! Questa veranda. Sì, pure c'è. Dopo la mescola. La mescola c'è. Tra un po', quando vedi perché è pesante.
cellulare qua. È qua, è qua. Colonnello 1991. Vai tu, veloce. Calma. Due, massimo 3 persone alla volta. Vieni fuori. Che l'hai dato pure tu? La persona merita. Il cappellano militare della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, Don Sigismondo Schiavone, reciterà la preghiera per la patria. Ti metti qua, io vado lì. 3 Brigata, persone alla volta. Agri! Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera, giurando fedeltà alla bandiera. Abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace. In comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Viva l'Italia! Brigata, Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruente battaglie e cadde combattendo, senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della patria, per non dimenticare. Il Presidente della Repubblica Italiana lascerà il Sacrario e riceverà gli onori militari al termine della via eroica. Le autorità, le signore ed i signori convenuti sono invitati a rimanere ai loro posti fino al completo deflusso dei riparti dal Sacrario.
Meglio facci la vita, guarda. Dai, esatto. Seguiranno i gonfaloni della regione al termine della via eroica. Si ricorda.
Finiscono qua. Noi siamo lunghi il doppio.
medaglieri ed i labari delle associazioni combattentistiche, d'arma e dei corpi logistici lasciano il luogo della cerimonia.